Buongiorno dottor Berton, com'è nata l'idea di questa fondazione? Allora, l'idea di questa fondazione è recente nella Costituzione, nell'inizio, e questa fondazione è stata possibile grazie all'aiuto della Regione del Veneto, della nostra ULSS e di numerose persone che ci hanno aiutato, e l'abbiamo istituita meno di 2 anni fa, circa 2 anni fa. In realtà la fondazione raccoglie il lavoro di un gran numero di anni, che è cominciato ancora nel 1992, una ventina d'anni. Tutto quello che abbiamo fatto in questi anni è confluito nella fondazione ABC Study, Adria, Bassano, Conegliano e Padova, raccoglie tutta questa esperienza, la organizza e manda avanti il lavoro per il futuro. Lui è Tobia ed è studente a Padova e lui studia biostatistica, ok? Lui mette le sue competenze, viene un po' per imparare da noi, ma mette anche le sue competenze in biostatistica per applicare al campo della ricerca. Elisabetta è venuta, il suo caso è un po' più particolare, lei studia all'Università di Ferrara e studia legge, è venuta come segretaria della fondazione per la parte amministrativa, poi si è lasciata coinvolgere, in questo è stata brava, e anche lei si dedica parte del suo tempo all'attività di ricerca, pur provenendo da un altro campo. Questo mostra l'ottica del nostro lavoro, del nostro impegno. Tutte le nostre energie sono indirizzate dal punto di vista della ricerca e della prevenzione in campo sanitario. Noi speriamo, abbiamo finora pubblicato in maniera meravigliosa i nostri lavori, soprattutto a livello internazionale, e vi nomino solo l'ultimo perché uscirà il mese prossimo, nel mese di giugno, fra pochi giorni sarà pubblico e lo metteremo nel sito web, e questo lavoro ha esaminato, vi porto questo come esempio per tutto il nostro lavoro, abbiamo esaminato i livelli di lipidi che sono il colesterolo, prendiamolo come esempio semplice, colesterolo, HDL, LDL, trigliceridi, prendiamo il colesterolo totale come esempio. L'avevamo misurato 20 anni fa su un gruppo notevole, più di 600 persone, 634 persone, con infarto acuto di cuore. Abbiamo fatto tutte le misure, tutti i metodi, tutte le cose che servivano. Poi abbiamo seguito i pazienti per 20 anni, facendo altri lavori, altre ricerche, altri endpoint, tante altre cose, ma intanto andava avanti questo controllo della mortalità in tutti questi pazienti e anche le cause di mortalità. Passati i 20 anni abbiamo costruito un lavoro scientifico con analisi statistiche ben sofisticate, ben condotte, abbiamo costruito un lavoro e l'abbiamo pubblicato in Nord Europa. Okay? Esce appunto a giugno prossimo. Sapete qual è il risultato di questo lavoro qua? Detto in 2 parole, il lavoro è molto lungo, i calcoli sono ben detto in 2 parole, è questo qua. Noi tutti pensiamo che il colesterolo totale, vero, sarà sfavorevole per la sopravvivenza, andrà male, mi succederà qua, mi succederà di là. Nei nostri pazienti, e sono i nostri pazienti, quelli del Veneto, quelli di Conegliano, quelli di Bassano e quelli di Adria, quindi sono quei pazienti che vediamo noi, non quelli delle linee guida che fanno negli Stati Uniti, in Norvegia, in Sudafrica, no, sono proprio quelli di casa nostra, ok? Vero? In questi pazienti qui l'associazione tra colesterolo totale, come esempio, e la mortalità globale a 20 anni è l'inverso rispetto alla norma, rispetto a quello che noi pensiamo. Di solito diciamo il colesterolo alto sarà associato a più mortalità, sarà associato a maggiore a prognosi più cattiva. Nei nostri pazienti è esattamente il contrario, quando passa il tempo. E se uno non fa l'esperienza diretta sui pazienti non ci crederebbe, perché tutti sono portati a ragionare in maniera diversa. Ora noi abbiamo indagato non solo sull'analisi, sul costruire il lavoro, ma anche su cercare una spiegazione, e nel lavoro spieghiamo il perché si osserva questa roba. Voi dovete pensare che la gran parte dei lavori scientifici sono fatti sul breve termine. Perché? Perché se il lavoro viene da una casa farmaceutica vuole risultati pronti, se viene da una università vuole vedere che cosa succede con le cose, è difficile che la tirino lunga. Noi, poiché facciamo una ricerca che è indipendente, che non ha interesse economico e non ha nessun scopo se non la ricerca stessa, ci siamo permessi, fra virgolette, il lusso di seguire per una vita i pazienti. Quando i tempi si allungano, le cose cambiano completamente. E questo lavoro che è uscito dimostra questo fatto qua, diventa esattamente l'opposto. Quindi noi dovremmo mettere nel lungo tempo, dovremmo mettere attenzione ad altri fattori diversi da quelli che pensiamo. Ecco, questa è la base di quello che noi abbiamo osservato.